Vi siete mai chiesti come l'acqua possa in realtà disegnare i nostri territori? Come il Veneto possa in realtà essere il risultato di una serie di modifiche architettoniche, paesaggistiche dovute proprio alla posizione dell'acqua? A tutte queste domande risponderemo oggi noi di Verde a Nord-Est, che seguiremo presso la fiera di Padova in occasione del Floor Mart il convegno organizzato dall'ANPI Veneto, associazione dei consorzi di bonifica del Veneto, intitolato proprio Paesaggi fluidi, come l'acqua disegna i territori. Giuseppe Romano, presidente dell'ANPI Veneto, il convegno di oggi si intitola Paesaggi fluidi, come l'acqua disegna i territori. Parlerete di come effettivamente i corsi d'acqua siano fondamentali per il territorio del Veneto e come avete nelle epoche storiche modificato il territorio veneto, voi tecnici del settore, per poter permettere anche una migliore qualità della vita. Innanzitutto diciamo una cosa che è fondamentale. Il Veneto è per 1/3 sotto il livello del mare, quindi è inevitabile che i bonificatori, la bonifica e quindi questi percorsi fatti da tempo abbiano modificato questo territorio e continuano ad essere modificati, nel senso che senza l'intervento quotidiano delle bonifiche questi territori la prima pioggia sarebbe sott'acqua, quindi nella normalità delle cose. Se poi aggiungiamo il fatto che hanno iniziato i veneziani a modificare questo territorio e noi siamo, fra parentesi, gli eredi del Magistrato delle Acque di Venezia, quindi i veneziani da questo punto di vista, capite quanto importante è questo territorio, quanto importante è la manutenzione di questo territorio. Quando si parla di industrializzazione si parla anche di consumo del suolo. È un argomento delicatissimo, noi abbiamo dei dati in mano che sono estremamente preoccupanti. Negli ultimi anni in questo territorio si sono consumati 5.000 ettari, consumati fra parentesi trasformati 5.000 ettari da terreni agricoli a urbanizzati. 5.000 ettari ogni anno è un buon comune ogni anno, quindi è un problema che deve essere affrontato dalla politica in modo molto radicale, perché questo ha delle implicazioni notevoli non solo sul paesaggio, ma anche sulla sicurezza idraulica di questo paesaggio. Siamo in compagnia del direttore Andrea Crestani, che è anche stato il moderatore del convegno. Sì, abbiamo voluto ripercorrere un po' la storia del paesaggio, partendo da una memoria storica, da un paesaggio che racchiude dentro sé la storia dell'uomo che l'ha plasmato assieme alle sue attività, per poi arrivare alle considerazioni attuali di come invece le nostre generazioni si sono dimenticate spesso di come il nostro paesaggio è stato plasmato e costruito governando le acque, regimandole, portandole nei posti dove non c'erano per poter coltivare e produrre attività, e proprio perché abbiamo perso questa memoria storica lo stiamo un po' troppo consumando. Il consumo del suolo, l'urbanizzazione lo sta depauperando in maniera tale quasi da comprometterlo, e fino poi ad arrivare a un'analisi del futuro, di come invece il paesaggio è un valore economico straordinario, culturale, turistico, paesaggistico, economico. Abbiamo voluto partire dalla storia per arrivare a come l'attività dei consorzi di bonifica oggi è importante proprio per questi paesaggi. Mi trovo ora in compagnia di Elisabetta Novello, che è professoressa di storia economica dell'Università degli Studi di Padova. Nell'ambito di questo convegno lei ha citato spesso e volentieri il termine identità culturale, paesaggio immateriale, patrimonio immateriale nell'ambito delle bonifiche. Ma questa immaterialità come si configura? Cosa significa quando parliamo di bonifiche? Allora, quando parliamo di patrimonio, di solito distinguiamo appunto un patrimonio materiale, tangibile, da un patrimonio immateriale che non è così immediatamente visibile, appunto appartiene a questo mondo dell'intangibilità e che in realtà si identifica con la memoria,
con la tradizione, con la cultura proprio del locale, della località, e in qualche modo è quello che è la percezione delle comunità che vivono in questi ambienti molto difficili, ambienti che spesso mettono davvero in difficoltà la resilienza, no? Il bisogno appunto di voler vivere in questi luoghi che non sempre sono facili per una questione proprio di quotidianità, e quindi l'idea di riconoscere questo paesaggio, riconoscere questo territorio, volerlo in qualche modo comunque abitare e voler convivere con esso trovando un equilibrio quotidiano. E questa è una storia lunghissima, una storia che risale ai secoli appunto dell'insediamento umano e che è continuata chiaramente nella speranza anche che in un futuro ci possa essere sempre un maggior rispetto per l'ambiente in cui si vive e un rapporto sempre più equilibrato con esso. L'importante è quindi anche riconoscere questo patrimonio immateriale e conservarlo, quindi raccogliere le memorie delle persone che hanno vissuto in questo ambiente e che quotidianamente lo hanno costruito. Ecco, qui salutiamo e ringraziamo la professoressa Novello. Durante questo convegno abbiamo parlato di risorse idriche, di bonifiche, ma anche di architettura del paesaggio, che è un tema fondamentale quando si tratta di rivalutazione del territorio e di bonifiche. Sono con Andri Orlandin, pianificatore dello UAV di Venezia, e vogliamo chiederle ma quali sono le problematiche inerenti al consumo del suolo in prossimità dell'acqua. Come si sa, l'acqua è uno dei luoghi cardine attorno ai quali è sorta la civiltà. Da noi in Veneto è evidente questo fatto, però è altrettanto vero che questa matrice, questo luogo così genetico del Veneto ha grossi problemi attualmente, e il consumo di suolo sulle coste, lungo i laghi, lungo i corsi d'acqua, attorno alle lagune sta diventando un problema molto pesante e importante per la gestione del territorio, e quando accadono eventi catastrofici ce ne rendiamo immediatamente conto, perché si allagano le città ormai. La laguna di Venezia è frequentemente inquinata o comunque presenta grossi problemi, e di conseguenza capiamo come l'acqua, bene e risorsa anch'essa finita, in realtà ha grossi problemi dal punto di vista della tutela e della gestione e del controllo delle risorse che stanno attorno ad essa. Lo UAV ha molte ricerche in corso su questo tema, e alcune sono legate per esempio all'adattamento ai cambiamenti climatici, altre sono invece legate a forme di pianificazione e di controllo urbanistico e territoriale delle zone per i fluviali che hanno comunque un rapporto diretto con l'acqua, e di conseguenza insomma studi e ricerche e progetti cominciano ad essercene molti in questa materia. Grazie al pianificatore Orlandin per averci introdotto a questo tema che è di estrema urgenza e attualità. Vi ringrazio a voi, arrivederci.